Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister, una sconfitta per iniziare questa stagione che ovviamente brucia, pur essendo Coppa Italia. Avevamo davanti una signora squadra, una delle più accreditate alla vittoria finale. Sì, sicuramente è un'ottima squadra, lo sapevamo, abbiamo cercato di prepararla nel miglior dei modi, penso che abbiamo fatto bene. Potevamo andare in vantaggio perché abbiamo avuto 2-3 occasioni e non l'abbiamo fatto, e dopo loro hanno trovato il gol e hanno provato e riprovato, alla fine c'è scappato un errore ed è bastato per perderla. Poi abbiamo reagito bene, abbiamo trovato subito un'altra occasione con Tommy, con la buttata dentro, la differenza l'ha fatta quella, ecco. Però insomma non posso lamentarmi, bravi ragazzi, e dopo martedì riprenderemo e metteremo a posto le cose. Che cosa ti è piaciuto di più e che cosa di meno in questa prima uscita stagionale, ufficiale diciamo? Ma siamo partiti bene, un po' chi è subentrato doveva dare un contributo, qualcosina in più, c'è chi l'ha dato e chi no, quindi devono mettersi subito in testa che anche se non partono subito sono determinanti quando entrano e niente. E questo è l'unico rammarico, poi per l'impegno c'è stato, un po' più cinici sotto porta, quello lo pretendo. Infatti le occasioni, come hai detto tu, non sono mancate di certo, è mancato forse quel guizzo in più per mettere la palla in rete. Sì, anche un pizzico di lucidità, però insomma è normale, corrono e noi da fuori magari vediamo, non facciamo fatica, quindi si vede tutto in campo, è un po' più difficile. I nuovi ragazzi arrivati negli ultimi giorni, li stai già testando, li hai già fatti entrare in campo? Pinto è arrivato martedì e anche Antonio è imputato, è arrivato giovedì, venerdì, quindi eravamo un po' in emergenza che avevamo un Papo squalificato, Frison e Salomone sono infortunati, hanno fatto bene, chi è stato chiamato in causa ha fatto bene. Iniziamo con una sconfitta, cosa è che non è andato, che va ancora limato? Probabilmente forse bisognava concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto, cosa ne pensi? Abbiamo fatto un'ottima partita, sapevamo che comunque di fronte avevamo un'ottima squadra che sarà una delle più attrezzate per il campionato, penso che la prestazione ci sia stata. Alla prima partita ufficiale essere già pronti e perfetti, sapevamo che non era così, sarebbe anche, nel senso c'è da lavorare, lo sapevamo. Però dobbiamo prendere il buono, che abbiamo fatto secondo me 75 minuti di qualità, potevamo sicuramente andare in vantaggio e poi sono stati più bravi loro a fare gol, però insomma c'è da lavorare, lo sapevamo e dobbiamo prendere solo le cose positive che abbiamo fatto. Diceva anche mister Zecchin che non sono mancate certo le occasioni, ma è mancato quel guizzo in più, quella giusta cattiveria in più sotto porta, sei d'accordo? Sì, assolutamente, un po' magari anche di lucidità dovuta ancora alla condizione fisica non ottimale, essendo la prima partita ufficiale, però l'importante è arrivare lì, poi abbiamo giocatori forti che sapranno farsi trovare pronti dalla prossima settimana alla prima di campionato. Come dicevo prima, dobbiamo prendere le cose positive, migliorare quelle negative che ce ne sono state, però siamo sulla strada giusta. Che cosa c'è ancora da limare un po' secondo te, fermo restando che siamo appunto a inizio stagione? Ma dai, un po' più di cattiveria in certe situazioni di campo, che è quella che poi fa la differenza dentro le due aree di rigore, magari si è stati un po' leggerini sia nella nostra che nella loro. E poi magari delle cose tattiche insomma, che il mister ci dirà riguardando la partita, dove potevamo sicuramente fare meglio.